Un mezzo agile ma sempre più presente nelle cronache degli incidenti stradali. A Padova cresce l'attenzione sulla sicurezza dei monopattini elettrici, soprattutto tra i più giovani. Per prevenire nuovi episodi, la provincia di Padova, attraverso il Fondo contro l'incidentalità notturna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvia un programma di educazione stradale nelle scuole. Al centro del progetto un simulatore professionale che ricrea situazioni di traffico reale grazie alla collaborazione della polizia locale. La provincia di Padova ha partecipato al progetto, al bando Mobilità Sicura. Il settore viabilità e il settore mobilità della provincia di Padova, ottenendo un contributo nel 2025 di 100.000 euro. E attraverso questo contributo il settore viabilità ha fatto un'importante attività ad Expo 2025 per la sicurezza stradale con gli studenti, e un margine di questo progetto, una cifra di circa 12.000 euro, è servita per l'acquisto di questo simulatore che viaggerà in giro per le scuole di Padova e farà delle lezioni agli studenti per come condurre in sicurezza, con tutte le norme, le regole della strada, appunto come condurre il monopattino. L'obiettivo non è punitivo ma formativo, far comprendere ai ragazzi che il monopattino non è un gioco ma è un veicolo che richiede attenzione e responsabilità. Grazie a software avanzati gli studenti potranno testare i tempi di reazione alterati e le conseguenze di manovre azzardate. Si punta sulla prevenzione, proprio questo progetto va nell'ottica di andare a fare prevenzione nei confronti dei ragazzi. Avere una situazione di un simulatore virtuale che ti proietta su quelli che sono l'uso dell'alcol e stupefacenti va proprio nell'ottica di far prevenzione, cioè non si beve e non si usa stupefacenti in situazioni di guida, ma anche nella situazione di realtà, proprio nell'ottica di dire che nel momento che ci mettiamo alla guida dobbiamo essere in primis per la nostra salvaguardia come persone e poi per non danneggiare e creare problemi agli altri che si mettono contemporaneamente alla strada con noi.